Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. I parlamentari calabresi a Roma, 20 alla Camera, 10 al Senato, tanti volti nuovi, 7 rappresentanti del Movimento 5 Stelle, 3 i seggi per il Partito Democratico. Ci assumiamo la responsabilità politica per il deludente risultato del PD in Calabria, queste le parole di Ernesto Magorno. All'indomani dei risultati delle elezioni politiche si apre una nuova fase congressuale, ha detto ancora, ma sarà ricca di contenuti e di novità. Nel Vibonese i candidati fanno da traino alla coalizione di centrodestra, arginando i pentastellati. Vandaferro e Giuseppe Mangialavori incassano il consenso dei cittadini. C'è amarezza nella Locride, che non sarà rappresentata in Parlamento. Flop per l'ex ministro Maria Carmela Lanzetta. Beccato in auto con 5 dosi di cocaina, arrestato dai carabinieri l'ex sindaco di Badolato, l'uomo fermato nel corso di un controllo. Marco Gallo, accusato dell'omicidio dell'avvocato lametino Francesco Paiuso, non risponde al giudice per le indagini preliminari, intanto il suo legale rinuncia. E di un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla SS18 nei pressi di Fuscaldomarina. La donna coinvolta nell'impatto è stata trasportata in ospedale. Brusco stop dei lupi nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia di Serie C. Contro la Viterbese i rossoblù perdono 3-1 e terminano la sfida in 9. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale La Politica in apertura. Saranno 30 i parlamentari che rappresenteranno la Calabria a Roma dalle urne di domenica scorsa. La nuova geografia politica della regione, 17 i seggi per il Movimento 5 Stelle, 3 per il Partito Democratico. Sentiamo. In Parlamento dalla Calabria arriveranno soprattutto facce nuove, 30 gli eletti domenica scorsa, 20 deputati e 10 senatori, 17 gli eletti del Movimento 5 Stelle, solo 3 seggi al Partito Democratico. Per la Camera gli eletti sono Massimo Misiti, Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barbuto, Movimento 5 Stelle, Francesco Cannizzaro di Forza Italia, Federica Dieni, Francesco Sapia, Anna Laura Orrico e Giuseppe D'Ippolito del Movimento 5 Stelle, Vandaferro, Fratelli d'Italia, Francesco Forciniti, Elisa Scutella, Alessandro Melicchio e Dalila Nesci del Movimento 5 Stelle, così come Paolo Parentela, Maria Tripodi di Forza Italia, Iole Santelli di Forza Italia, Roberto Chiuto di Forza Italia, Domenico Furgiuele della Lega, Enza Bruno Bossio, Partito Democratico, Antonio Viscomi, Partito Democratico, Nico Stumpo, Liberi e Uguali. Entreranno in Senato Marco Siclari del centrodestra, Margherita Corrado del Movimento 5 Stelle, Nicola Morra, Movimento 5 Stelle, Gelsomina Silvia Bono, Movimento 5 Stelle, Bianca Granato, Movimento 5 Stelle, Giuseppe Audino, Movimento 5 Stelle, Rosa Silvia Abate, Movimento 5 Stelle, Giuseppe Mangialavori, Forza Italia, Matteo Salvini, Lega, Ernesto Magorno, Partito Democratico. Partiti, coalizioni e movimenti analizzano i numeri, il consenso espresso dai cittadini. È nata la Terza Repubblica secondo i 5 Stelle. Si guarda al futuro sulla base della coerenza, della concretezza dei programmi e dei contenuti portati avanti dal Movimento 5 Stelle. Quindi noi guardiamo al futuro, vogliamo garantire un governo a questo Paese, siamo aperti a tutti quei partiti che vorranno discutere di tematiche e dei contenuti che noi abbiamo messo sul tavolo con il nostro programma. Il Partito Democratico avvia la discussione interna e, per dirla con le parole del neoeletto Viscomi, trasformerà la sconfitta in opportunità di rilancio. Il punto di partenza però rimane sempre questo, ripartire da quello che abbiamo, perché quello che abbiamo non è poco, non è stato sufficiente a vincere, siamo il terzo partito in Italia, però da qui che dobbiamo ripartire per ricostruire una cultura politica che sappia parlare al cuore, torno a dire, questa è anche una frase che ho sempre ripetuto, al cuore e alla testa dei cittadini. Il centrodestra, con il coordinatore Santelli, lancia l'offensiva. Sicuramente ricominciamo a lavorare subito al governo della regione, si riparte considerato un dato che è quello prioritario,
e cioè che l'intero Sud ha espresso un voto che io non dico di protesta, ma sicuramente di forte malcontento, di disperazione in alcuni casi, o comunque di mancanza di speranza. Questa è quella che va costruita. E a proposito di analisi, ci assumiamo la responsabilità politica per il deludente risultato del Partito Democratico in Calabria. Queste le parole di Ernesto Magorno all'indomani dei risultati delle elezioni politiche. Si apre una nuova fase congressuale, ha detto ancora il segretario regionale, ma sarà ricca di contenuti e di novità. Sentiamo. Anche in Calabria, così come nel resto del paese, il Partito Democratico fa i conti con un vero e proprio flop. Dopo l'annuncio del segretario Renzi con le dimissioni, oggi arriva l'analisi di Ernesto Magorno, che ringrazia quanti hanno sostenuto il partito, ognuno nel proprio ruolo, e poi si prende le sue responsabilità. È stata una delle campagne elettorali più difficili e impegnative degli ultimi decenni e che ci consegna, anche in Calabria, una sconfitta netta che pesa sulle spalle del gruppo dirigente del PD Calabria, innanzitutto del segretario regionale, e di cui per intero intendiamo assumerci la responsabilità politica. Queste le sue parole. L'espressione del voto omogenea nel paese e nel Mezzogiorno, scrive ancora Magorno, ci impone una necessaria e salutare fase ricostituente nella linea politica, nelle selezioni dei temi e nella costruzione della classe dirigente. Poi parla dei prossimi impegni, di una precisa domanda di cambiamento e del ruolo di opposizione, così come già annunciato da Renzi. Passando alle questioni calabresi, Magorno ribadisce che il Partito Democratico si accinge ad affrontare la stagione congressuale e l'impegno è quello di riempire questa fase di contenuti e di nuove proposte che restituiscano a tutti noi il vigore dell'appartenenza e l'orgoglio della militanza. Il mandato da segretario regionale del PD si è concluso formalmente lo scorso 23 febbraio e quindi ha annunciato Magorno che a breve saranno convocati gli organismi di partito per avviare la campagna congressuale e stabilire in maniera collegiale il percorso che porterà all'elezione del nuovo segretario. E sempre per la politica, nel Vibonese i candidati fanno da traino alla coalizione di centrodestra arginando i pentastellati. Giuseppe Mangialavori incassa il consenso dei cittadini. Sentiamo. Ha un'idea precisa del suo lavoro a Palazzo Madama il neosenatore Giuseppe Mangialavori, un'idea che guarda alle eccellenze della Calabria. Come ho detto in campagna elettorale, il mio impegno sarà dedicato a questo, cercare di ridare la possibilità a tutte le eccellenze che ci sono in Calabria di avere un trampolino di lancio. Dovremmo lavorare a Roma per questo, dovremmo lavorare a Roma per la Calabria e non per mantenerci il posto, quindi dobbiamo ricordarci perché andremo lì per 5 anni. Dopo un periodo di stallo, Vibonense torna ad avere un senatore. Sì, torna ad avere un senatore, tra l'altro con un risultato veramente eccezionale. Forse saremo la prima provincia in Italia per Forza Italia come dato percentuale, quindi è un risultato che mi inorgoglisce e mi riempie di responsabilità. Ora toccherà a me far vedere a tutti i cittadini che hanno voluto riporre la loro fiducia sulla mia persona che non hanno sbagliato, io farò di tutto per non deluderli. In questa valanga di 5 Stelle, Forza Italia in Calabria e poi in questo territorio in particolare ha dimostrato non solo di reggere ma di saper reagire e vincere. Sì, il dato di Forza Italia a livello calabrese è un dato molto buono rispetto a quello che è stato il dato nazionale. Nel Vibonese è stato un dato straordinario che ci vede vicini al 40 al Senato e oltre il 25 alla Camera, e questo risultato ha permesso appunto di ottenere la mia elezione al Senato e soprattutto di far vincere Vandaferro in questo territorio. E proprio a proposito di Vandaferro, soddisfatta, eletta anche lei nel Vibonese fra le fila dei Fratelli d'Italia. Sentiamola. Sono felice di lavorare al fianco dell'unico leader donna del nostro paese. Queste le parole della neoeletta deputata Vandaferro di Fratelli d'Italia. Un ottimo risultato che ha visto premiato il lavoro di squadra
fra tutte le componenti della coalizione di centrodestra. Vogliamo andare verso una Calabria che non abbia in qualche modo costrizione o comunque la volontà di sedere su una poltrona per 5 anni senza mai girare i territori, senza mai ascoltare le istanze della gente, che credo siano pronti ad una rivoluzione rispetto alla buona politica, alla politica dei fatti. Questo ovviamente per me è stato un esito di maggiore valenza, perché abbiamo arginato anche il voto in questo caso di protesta, o quel voto che in qualche modo pensava attraverso simboli e non uomini, perché accanto ai simboli poi bisogna rapportare gli uomini con la propria, e le donne con le proprie esperienze, con la propria cultura, col proprio vissuto, e che invece ha premiato, credo, una persona che in qualche modo ha dimostrato di essere sempre stata tra la gente di Calabria, con la gente di Calabria, per questa terra, ovviamente rispetto allo sviluppo che dovrebbe avere e rappresentare. E c'è amarezza invece nella Locride, dove non ci sarà nessun rappresentante in Parlamento. Flop per l'ex ministro Maria Carmela Lanzetta. Vediamo. Chiunque abbia vinto ormai serve poco saperlo. Nella Locride i candidati autoctoni alle elezioni di domenica hanno avuto sbarrata la strada verso il Parlamento. Non ci sono segni e simboli, non ci sono distinguo da fare, sebbene vengano fatti ugualmente. Ma la vera notizia è solo una: l'Alto Ionio Reggino non avrà rappresentanti a Roma. È andata male a Maria Carmela Lanzetta, che fu per un anno ministra nel primo governo Renzi. C'era molta attesa per lei, l'impegno c'è stato, il consenso pure, ma non è bastato. I candidati provenienti dal cuore della Locride erano in tanti. Antonio Ferreri si candidava al Senato con Forza Nuova, oltre 1000 i voti raggiunti, ma anche in questo caso insufficienti. Buono il percorso pure di Antonio Cutugno, candidato con Valore Umano, ma Montecitorio non lo vedrà tra gli inquilini. E Montecitorio rimane lontano anche per la brava e attiva Rita Commisso, Liberi e Uguali, che paga l'inconsistenza del suo partito. La Locride, pur rimanendo territorio del centrodestra a trazione Forza Italia, non rimane immune al fenomeno 5 Stelle. Qui il movimento va alla grande come previsto, ma il dato da considerare è un altro, forse il più importante: i consensi alla Lega, una media del 5% di voti in tutto il comprensorio, una particolarità reggina nel senso di Reggio Calabria, dove una parte della destra ha sposato il credo di Salvini, un effetto domino che parte dalla scelta del segretario Lombardo di candidarsi in riva allo Stretto, e proprio a Reggio Calabria Salvini è risultato eletto. Solo se rinuncerà al seggio reggino potrà entrare a Palazzo Madama Tilde Minasi, e gli squilli di tromba in riva allo Stretto non mancano. Anche questa è Terza Repubblica. Ed ora la cronaca, torniamo ad occuparci del delitto dell'avvocato Francesco Pagliuso, assassinato a Lamezia, lo ricorderete, il 9 agosto del 2016. Il presunto autore del delitto, Marco Gallo, considerato dagli inquirenti un sicario al soldo del clan Scalise, davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere. Uno dei suoi legali inoltre ha rinunciato alla difesa. Sentiamo. Ha rinunciato all'incarico uno dei legali di Marco Gallo, il 32enne ritenuto dagli inquirenti l'autore dell'omicidio dell'avvocato Francesco Pagliuso, ucciso la sera del 9 agosto del 2016 nel giardino della sua casa a Lamezia. Già in carcere per altri 2 omicidi, quello di Gregorio Mezzatesta, freddato il 24 giugno a Catanzaro, e del fruttivendolo Francesco Berringeri, Marco Gallo, durante l'interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I legali di Gallo fanno parte del foro di Lamezia Terme. Con l'avvocato Pagliuso avevano rapporti di stima e di conoscenza, e proprio per questo probabilmente uno dei 2 ha deciso di rinunciare all'incarico, e non è escluso che anche l'altro legale di Gallo possa decidere di abbandonare la difesa. I 2 avvocati hanno assistito Gallo nel procedimento relativo all'omicidio di Gregorio Mezzatesta, delitto che sarebbe strettamente collegato a quello dell'avvocato Pagliuso. Marco Gallo, secondo gli investigatori coordinati alla procura diretta da Nicola Gratteri, sarebbe un insospettabile sicario di Falerna al soldo della cosca Scalise. Per l'avvocato fatale si sarebbe rivelato l'aver assunto la difesa dell'ex vigile urbano Domenico Mezzatesta e del figlio Giovanni, autori del duplice omicidio di Francesco Iannazzo e Giovanni Vescio, considerati organici agli Scalise. Un delitto ripreso interamente dalle telecamere del bar di decollatura in cui avvenne. Gregorio Mezzatesta, fratello di Domenico, sarebbe stato vittima di una classica vendetta trasversale. Dopo è toccato a Pagliuso, che nel frattempo
aveva strappato in Cassazione l'annullamento dell'ergastolo comminato ai Mezzatesta per l'omicidio di Vescio e Iannazzo. Per uccidere l'avvocato Pagliuso per settimane Marco Gallo si è girato in tenuta da jogging attorno alla sua villa per studiare le abitudini del legale e i punti d'accesso. Un paio di volte, hanno ricostruito gli inquirenti, ha desistito perché Pagliuso non era da solo e ha aspettato con pazienza l'occasione buona, un modus operandi tipico di tutti gli omicidi che Marco Gallo avrebbe firmato. Adesso la cronaca ci porta a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, dove una donna di 65 anni, dopo aver minacciato alcuni vicini, fra i quali un minorenne con un cacciavite, si è barricata in casa minacciando di farla esplodere, ma è stata convinta a desistere dai carabinieri. È successo appunto a Cinquefrondi. I carabinieri della compagnia di Taurianova sono intervenuti dopo diverse segnalazioni di cittadini. Alla vista dei militari la donna si è barricata in casa minacciando che se non fossero andati via l'avrebbe fatta scoppiare con il gas. I militari hanno chiesto l'intervento del personale sanitario, dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Hanno contattato la società di distribuzione del gas per interrompere la fornitura. Per evitare rischi però i carabinieri si sono arrampicati sul muro esterno e dopo essersi introdotti in casa dalla finestra hanno tranquillizzato la donna e fatto entrare un personale medico. La donna è stata poi sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio e portata in ospedale a Polistene. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Incidente stradale questa mattina sulla statale 18 nei pressi di Fuscaldo, sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco. Lo scontro frontale tra un'auto e un camion, ferita una donna trasportata dai sanitari del 118 in ospedale. È stato beccato in auto con della cocaina, arrestato l'ex sindaco di Badolato Andrea Menniti, 75 anni. A fermarlo mentre era a bordo della sua vettura sono stati i carabinieri della compagnia di Soverato che, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo e dopo aver appurato che girava anche senza assicurazione, l'hanno perquisito trovandogli nelle tasche del giubbotto 3,30 grammi di cocaina suddivisa in 5 dosi confezionate in bustine di plastica e racchiuse in un contenitore a forma di uovo. I carabinieri del nucleo radomobile della compagnia di Cosenza hanno arrestato un giovane di 24 anni di nazionalità romena che, oltre a lavorare come benzinaio, spacciava droga. Fermato nei pressi del luogo di lavoro, nel piazzale antistante il benzinaio, il ragazzo, alla vista dei militari, avrebbe tentato di disfarsi della droga che aveva con sé un panetto di hashish da 100 grammi. Atti persecutori aggravati. Con questa accusa un quarantenne è finito in manette a Cosenza. Ad arrestarlo la polizia è intervenuto dopo una segnalazione giunta al 113. L'uomo con calci e pugni tentava di sfondare il portone d'ingresso dell'abitazione dell'ex moglie. La donna ha raccontato agli inquirenti il suo incubo fatto di minacce, messaggi e telefonate da parte dell'ex per costringerla a riprendere la convivenza. I carabinieri hanno arrestato un 23enne di Grotteria nel Regino poiché ritenuto responsabile assieme ad altri 2 giovani in corso di identificazione della rapina avvenuta il 26 ottobre scorso ai danni di una coppia che si era appartata in auto. Il 23enne incensurato è stato trovato in possesso del telefono cellulare rapinato, dei caschi da moto, fedele riproduzione di pistola semiautomatica priva di tappo rosso. Parliamo adesso di sanità a Cosenza, dove è stato eseguito un complesso intervento chirurgico addominale dall'equipe della USD dell'azienda ospedaliera. Vediamo. Un vero e proprio centro di eccellenza, lo definisce così l'Annunziata, il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza, dopo il successo ottenuto per un complicato intervento effettuato da un'equipe di chirurghi del nosocomio. Sono orgoglioso dell'esperienza maturata dall'equipe chirurgica, ha detto Gentile, ma anche dai servizi di anestesia, rianimazione, radiologia, ecografia interventistica, dal personale infermieristico e dagli operatori sociosanitari. Un intervento complesso non solo nei termini tecnici ma anche nel nome. Sembra uno scioglilingua, si chiama duodeno-cefalo-pancreasectomia. Sicuramente l'intervento più complesso che esiste in chirurgia addominale, addirittura molto più complesso anche rispetto al trapianto di fegato. È un intervento che noi abbiamo eseguito su un paziente che è stato trasferito da noi perché operato in altra sede, ha avuto una complicanza
al primo intervento, noi ci siamo resi disponibili, abbiamo accettato il paziente in trasferimento, abbiamo effettuato un primo intervento di toilette addominale perché il paziente, la complicanza aveva determinato l'insorgenza di una peritonite, dopodiché dopo un primo periodo di studio abbiamo ritenuto opportuno sottoporre questo paziente, peraltro abbastanza giovane, 46 anni, a un secondo intervento di duodeno-cefalopancreasectomia. La complessità è fondamentalmente sostenuta dal fatto che l'intervento è stato fatto nelle condizioni di urgenza-emergenza. Una risposta corale, un segno tangibile che una sanità di qualità in linea con i più prestigiosi centri di eccellenza nazionale e internazionale è possibile anche alle nostre latitudini. Questo è un centro unico per la Regione Calabria perché sono interventi di alta complessità che comprendono anche la partecipazione di altri professionisti che collaborano nell'esecuzione del percorso sia prima, intra e post-operatorio. A Cittanova adesso, dove è tornato a riunirsi il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato dal prefetto di Bari sulla questione vacche sacre. Vediamo. Una seconda riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato a Cittanova per fare il punto sull'azione della task force impegnata nella cattura dei bovini vaganti. Presieduto dal prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, il Comitato ha avuto lo scopo di informare quanto è stato fatto fino ad oggi e di quanto ancora si dovrà fare. La squadra Stato sta dimostrando che attraverso una sinergia istituzionale si stanno conseguendo ottimi risultati. Il comitato di oggi qui a Cittanova, in cui ho potuto innanzitutto ringraziare i magistrati, gli enti locali, le forze di polizia, il servizio veterinario, vigili del fuoco, forestali, ex forestali, c'è questa squadra che è venuta addirittura da Tarvisio perché dopo anni in cui si discuteva, si parlava di questo tema, siamo riusciti già a catturare alcune vacche cosiddette sacre. Questo fenomeno è duplice, come spiegavo prima. Il primo è un fenomeno che si prefigge di creare problemi al territorio. Attraverso queste operazioni noi vogliamo e dobbiamo liberare il territorio dalla cappa 'ndranghetistica di un controllo illecito. Secondo, evitare incidenti stradali, quindi tutela della sicurezza stradale, perché spesso le mucche sacre oltrepassano i territori nelle strade provocando incidenti. Quindi sanità pubblica, incolumità pubblica è una tutela che noi vogliamo fare a 360 gradi. Questo Comitato Ordine Pubblico, che qui ho riunito per la seconda volta, si prefigge di farne un altro ancora, perché nella settimana prossima, attraverso le riunioni tecniche di coordinamento che terrà il Questore, che ringrazio, ci saranno ulteriori giornate in cui le operazioni continueranno con la stessa celerità e tempestività. È un grande passo avanti e spero che si continui in questo modo. Parliamo adesso di calcio, iniziamo dalla Serie A dove il Crotone perde il suo attaccante più in forma, Ante Budimir, artefice dei 2 gol contro la Spal. In un contrasto di gioco durante l'allenamento ha riportato la frattura di un piede. Gli esami strumentali a cui il centravanti croato è stato sottoposto hanno evidenziato la frattura del terzo metatarso del piede sinistro. L'arto è stato già immobilizzato e si stanno valutando le terapie più opportune. Non si sa al momento quanto tempo Budimir sarà costretto a restare fuori squadra. L'infortunio purtroppo arriva alla vigilia della doppia sfida interna che vedrà il Crotone opposto prima alla Sampdoria e poi alla Roma. Il rischio a questo punto è che Budimir salti entrambi gli incontri. Invece in Serie C, nella Coppa di Serie C, torna sconfitto da Viterbo il Cosenza che perde 3-1 e resta anche in 9. Vediamo. Perde malamente il Cosenza nella semifinale d'andata della Coppa Italia di Serie C allo stadio Enrico Rocchi. La Viterbese, nella prima delle 2 gare che potrebbero spalancare le porte della finale, vince con largo scarto, complice anche l'inferiorità numerica della squadra di Braia. Il Cosenza infatti non solo ha commesso qualche errore di troppo in fase difensiva, ma è stato penalizzato dalla doppia espulsione di Mungo nel primo tempo e di Loviso nella ripresa.
che hanno favorito la vittoria dei laziali. 2 errori del portiere Zommers hanno permesso ai padroni di casa di portarsi in vantaggio e poi un fallo da rigore di Dermacu negli ultimi minuti ha permesso alla viterbese di dilagare. In mezzo il gol della bandiera di Bruccini, ma i lupi sfiorano anche il pari con Calamai che manda fuori a porta vuota. Un risultato che comunque lascia aperto qualche spiraglio per la gara di ritorno in programma mercoledì al San Vito Marulla, ma servirà un Cosenza più incisivo per firmare l'impresa. Restiamo in Serie C a Catanzaro adesso, dove arriva il nuovo direttore sportivo, in panchina il calabrese Pancaro. Gianluca Pasqua. Da Alessandro Erra a Davide Dionigi ed ora Giuseppe Pancaro. La panchina del Catanzaro cambia ancora. La sconfitta di Matera è stata la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già evidentemente colmo da qualche settimana. Una decisione solo ritardata che però stavolta coinvolge tutti gli artefici del progetto tecnico che avrebbe dovuto porre le basi per il rilancio della squadra giallorossa, assecondando le volontà e le ambizioni della nuova proprietà. Di fatto non si è mai parlato di obiettivi, ma già dal primo anno ci si aspettava un Catanzaro meno altalenante e capace di insediarsi nelle zone medio-alte della classifica per partecipare ai playoff con qualche chance. Dimissioni per il direttore sportivo Doronzo e per il direttore generale Maglione. Pasquale Lo Giudice, ex Juve Stabia, ma con un'esperienza anche in giallorosso, è il nuovo direttore sportivo del Catanzaro. Anche Pippo Pancaro, cosentino di Acri ed ex giocatore di Lazio, Milan e della Nazionale, ha nel suo passato la panchina delle Vespe Campane e del Catania. Il nuovo allenatore sarà affiancato dal secondo, Vito Tammaro, 31 punti in classifica e 10 partite in campionato da disputare per i giallorossi, che sperano di trovare continuità e costruire una base certa dalla quale ripartire nella prossima stagione. Sono veramente contento e onorato di essere qua. La società mi ha fortemente voluto, ringrazio la società, ringrazio il direttore e adesso, insomma, visto che abbiamo poco tempo, io in questo momento mi devo concentrare sul lavoro e quindi, insomma, sono pronto, motivato, mancavo da un po' dai campi, il campo mi mancava, quindi ho grande entusiasmo, grande voglia e non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Prima di passare al meteo c'è una notizia che arriva da Ioppolo nel Vibonese, dove la corrispondenza che avevano l'incarico di recapitare è stata abbandonata volutamente per strada in mezzo ai cespugli, comportamento già grave ma che lo diventa ancora di più se si considera che le 157 lettere non consegnate ai destinatari da 3 postini di una società privata di recapito riguardano la convocazione da parte dell'azienda sanitaria provinciale di altrettante donne per i controlli di prevenzione per il tumore al seno. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Ioppolo nel Vibonese, che hanno denunciato in stato di libertà i 3 postini privati responsabili del mancato recapito. A trovare le lettere sono stati gli stessi carabinieri durante un servizio di perlustrazione. Il motivo del comportamento dei 3 postini privati, secondo quanto emerso dalle indagini, è disarmante. Facevano così, ha spiegato un investigatore, semplicemente perché non avevano voglia di lavorare. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Proseguono condizioni di spiccata variabilità, localmente instabile sul Mediterraneo centrale, dettate da correnti occidentali atlantiche. Sul nostro territorio saranno più penalizzate le aree tirreniche che, a fasi alterne, avranno tempo a tratti perturbato. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani iniziali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso ovunque. Addensamenti localmente più intensi sul settore tirrenico centro-settentrionale con possibili deboli piogge. Nel corso del pomeriggio intensificazione della nuvolosità e delle precipitazioni, ancora una volta più probabili ed incisive lungo la fascia tirrenica ed interna. Nevicate tra deboli e moderate sul Pollino, Orso Marso, Sila, Serre ed Aspromonte a quote intorno a 1200-1400 metri. Temperature in ulteriore lieve calo ovunque. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani ventilazione moderata dai quadranti occidentali ovunque, con mare agitato il Tirreno, tendente a molto mosso, mosso lo Ionio, tendente a poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.